Avete mai visto un televisore a colori da 1000 pollici? Ecco, questo è il centro vitale di un televisore a colori. Qui abbiamo applicato la protezione Chronosystem CGE. Qui no, basta uno sbalzo di tensione. Vedete cosa può succedere senza una protezione come Chronosystem? Chronosystem CGE protegge più a lungo la qualità del colore anno dopo anno. Playtime. Grazie, grazie. Grazie, dunque, buonasera. Buonasera, grazie di essere venuti anche questa volta. C'è pronto un panino con una fetta di salame per voi. Questa volta, l'altra volta era mezza, quindi c'è tutto. Dunque, grazie di aver aperto la televisione in questo momento. Parleremo per la serie Playtime o Tempo di divertimento di come divertirsi un po' oggi, che maniere ci sono, quali sono i mezzi, cosa ci mette a disposizione il mercato. Giochi, giochini, giocarelli. Una volta c'erano dei giochi che io non sono vero, mi ricordo, il massimo era il biliardo, o il biliardo a boccette nei bar, o il biliardo a stecca, che c'era il terrore che a stecca potevi rovinare il tappetino verde, che erano 80.000 lire al centimetro quadrato. Infatti a Genova solo a boccette giocavano al biliardo. Poi c'era il calcio balilla, chi se lo ricorda, detto biliardino. Calcio balilla, fate partite che per risparmiare ci mettevi il calcetto, sì, ci mettevi dentro il fazzoletto e poi recuperavi, quando non avevi il fazzoletto le calze. Allora poi andava giù calza e pallina e tutto. Allora chiamavi lo smilzo, c'era lo smilzo nel bar che aveva non aveva un braccio, aveva un grissino di quelli che rompono il tonno, sai? E il grissino andava lì, metteva dentro il braccio e recuperava calza e pallina. A volte per recuperare la pallina rovesciavi il calcio balilla. Arrivava il barista, cosa fate lì? E il centravanti ha fatto una rovesciata, si è rovesciato tutto. C'erano delle cose incredibili. Poi sono arrivati i giochini, quelli da esaurimento. Quella pallina così, vi ricordate? Che cercavi, che c'erano anche i professionisti, giocava un avvocato, il mio avvocato giocava una mano così perché picchiava. Poi è arrivato il cubo magico. Rubric l'ha fatto, quello pazzo come un cavallo, perché per fare una cosa bisogna essere pazzi. Quelli che lì stavano ore, e poi con un pennarello li dipingevano tutti di un colore e non ce la facevano più. E adesso assistiamo al dilagare dei giochi giapponesi, dei giochi computerizzati. Vedi in queste sale da gioco i flipper di una volta non ci sono più. Ci sono i flipper col computer. Puoi registrare quando arrivi a 10.000 punti la tua voce. Allora giochi, arrivi a 10.000, c'è la voce che dice bravo. Bravo Grillo, come mi pulsi te! Non mi fa pulsare nessuno, sai. Poi questi nelle macchinette con gli alieni, le astronavi che sei lì tin, e c'è questo rapporto erotico, quasi erotico, tra chi gioca e la macchina. Allora senti l'alieno quando esce fuori, ah, e lui sì, ah, sì, e la distrugge. E allora, io, dove sono andati a finire? E meno male, vi dico, meno male che resistono ancora quei giochi famosi Luna Park, ormai nei paesi, dove vai in questi Luna Park c'è ancora un'atmosfera di 100 anni fa, 50 anni fa, gli odori, lo zucchero filato, quella cosa enorme, che andava lì 100 lire, un zucchero filato. Ti dava sta cosa qua, con lo stuzzichino di legno, no? Tu prendevi sta cosa qua, direttamente sullo stuzzichino perché non c'era niente, era una nuvola. Le brioche, l'odore delle caldaroste, le pizzerie all'aperto dove le comande il cameriere in cucina le gridava così: una pizzeria al 5, il conto al marchio, il conto al 4 marcia, una margherita al 5, il conto al 4 marcia, una margherita al 5, il 4 è scappato, corri. Poi andavi a tirare col fucile, sai quelli che tiravi col fucile al wafer, al biscotto e il biscotto rimaneva lì. Il biscotto, poi li tiravi con un fucile da caccia, alla fine ti davano il sacchettino con le briciole. Poi il tiro per la fotografia, che se pigliavi il pirulino, foto. E chi la faceva? Cioè quello che spendeva e che aveva il fucile rimaneva così nella foto. E gli amici dietro, il tiro col pesciolino.
Il tiro col pesciolino, ti davano 1000 lire, 5 boccettine, tiravano il pesciolino nel sacchettino, nell'acqua. Che state attenti, fatevelo dare in acqua naturale il pesciolino, che se ve lo danno in acqua minerale si gasa, fa lo squalo e diventa un macello. E poi resistono ancora, aspetta, resistono ancora in certi Luna Park di paese, resistono ancora gli autoscontri. Li avete presente gli autoscontri? Questo dice, ce l'ho presente ma non te lo dico neanche se mi ammazzi. Le macchinine, no? Che servono ancora al ragazzo per fare la corte alla ragazza. Vanno lì con la macchina, la rovesciano, mi piaci. Che quando partono tutte le macchinine c'è sempre uno che rimane brasato lì. Allora quello nel gabbiotto dice sempre pigia in le pedale, sempre pigia in le pedale. Romano, guardami il 9. Occhi di ragazza. Bambini in 3 sull'automobilina. Bambini in 3 sull'automobilina. Prendete la scossa, bambini in 3 sull'automobilina, prendete la scossa, bambini, prendete la scossa, bambini, avete preso la scossa. Occhi di ragazza. Grazie. Estraiamo la massima da Ugo, la bocca della verità, cari amici e studenti. La massima è: un bel gioco dura poco e si spende meno. Anonimo Genovese. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Per un'alimentazione equilibrata occorrono proteine, vitamine, lipidi, sali minerali, glucidi, calcio, il giusto apporto calorico. Tutto questo lo trovi nel latte, l'alimento più completo, più sano, più naturale. Bevine di più. Il latte è una risorsa di salute, di energia, di bellezza. Tanto latte per vivere meglio.